L'acquedotto di Olbia, monumento del periodo romano più significativo, trasportava l'acqua dalle sorgenti delle falde granitiche del monte di Abu Abbas fino alle terme della città, con un percorso quasi rettilineo di oltre 3 chilometri. Il tratto di acquedotto romano più conosciuto della città di Olbia è situato in località Sarughittula. L'area si raggiunge passando il cavalcavia ferroviario che conduce alla zona industriale. Dopodiché, giunti alla rotatoria di Via dei Lidi, si prende la terza uscita e si entra in Via Mincio. E dopo circa 1 chilometro si arriva al parcheggio antistante l'area archeologica. Il sito è recintato e comprende un ampio parco con panchine e dei pannelli esplicativi. L'acquedotto viene realizzato interamente tra il secondo e l'inizio del III secolo d.C. e la tecnica edilizia impiegata nella costruzione appare omogenea nell'intero percorso. Presenta una struttura a tratti in opus arcuatum, una costruzione fatta da arcate disposte in un solo ordine o in diversi ordini sovrapposti. Il condotto delle acque giunge alla località di Sarughittula attraverso delle canalette sotterranee chiamate specchi e si inserisce in una vasca di decantazione detta piscina limaria. Questa struttura è formata da 2 parti. La base, ora interrata, è composta da pietre affogate nel calcestruzzo. La sommità, invece, è composta dall'asse di terracotta inserite nel calcestruzzo e intonacate con del cociopesto usato come isolante. Il condotto, detto speco, entrava nella piscina limaria depositando fanghi e pietre e ne riusciva, col fianco meridionale, passando sopra le arcate, alcune delle quali ora sono ancora intere, mentre delle altre ora sono integrate con una struttura in ferro. Il resto dell'acquedotto è segnato dall'allineamento dei piedritti, regolarmente distanti l'uno dall'altro e reggenti la struttura arcuata, la quale consentiva allo speco di superare il dislivello del terreno degradante da nord verso sud. Quando il terreno assume un andamento più regolare, è possibile notare i resti di un muro pieno senza arcate, sulla quale scorreva lo speco, interrotto alla fine dell'Ottocento per la costruzione della linea ferroviaria. Il continuo dell'acquedotto si può osservare nella vicina Via Canova, dove vi giungeva con una leggera pendenza calcolata per far defluire le acque. In alcuni casi questo calcolo era impreciso, tanto che in Via Canova, appunto, si può osservare che il condotto originario venne obliterato in antico e rialzato allo scopo di correggere la pendenza. Il restante percorso lo si può osservare in Via Nanni, dove sopra un quartiere punico vennero eretti i piedritti dell'ultimo tratto dell'acquedotto, quello che giunge alle terme. Si deve ricordare che durante il II secolo d.C. in numerose aree della Sardegna vengono realizzate nuove opere pubbliche oppure vengono ristrutturate quelle preesistenti, come ad esempio le terme e il primo impianto dell'acquedotto a Nora, l'acquedotto di Cagliari, di Tarros, l'acquedotto e le terme di Neapolis e di Fordongianus, il restauro dell'acquedotto di Porto Torres. Pertanto è da inquadrarsi nello stesso periodo la costruzione dell'acquedotto di Olbia.